Benvenuti. Occhio lì, sempre in mezzo con la telecamera. Buongiorno, siamo a Milano. Corso Sempione. Siamo in trasferta. Che bello quando veniamo a Milano, proprio la felicità, la gioia. Oggi Milano era deserta, non c'era nessuno, ma perché? Zero. Dove siete milanesi? Dove siete? Poi dico, sono tutti qua. Volevo salutare Ezio Germiani che è in prima fila dall'automobilismo, cioè nel senso è proprio in prima fila. Non so se è venuto qua perché proprio ieri la Ferrari ci ha dato questa gioia. Oggi pensa, hai il numero per caso di Montezemolo? C'hai privato proprio, c'hai il suo cellulare, Allora cercate, fatevi dare il cellulare che chiamiamo Montezemolo in diretta. Ciao Mont. Io guarda, c'ho una confidenza, io lo chiamo proprio guarda. Luca, lo chiamo Luca. Luca, Montezemolo. Cordero. Ciao Cordero, lo chiamo Cordero. Vediamo, oggi avremo un ospite incredibile, signori Ricky Gianco. È sulla tangenziale est, adesso sta arrivando, non è ancora con noi, ma sarà con noi. Ricky Gianco, oggi sono notizie pazzesche, veramente pazzesche. Tipo? Intanto, sai questa cosa di sposini? Ah già, è vero. Porca miseria, guarda. Scusate, interrompiamo tutto. Pronto? Lascia. Pronto? Silenzio, Ci siamo collegati, io sento niente. Nemmeno io in questo momento. Sento vattato. Pronto? Siamo in attesa di essere collegati. Non so con chi, ma no. Pronto? Ma c'è qualcuno? Cosa fate, ragazzi? Ci mandate qualcosa? Prima ci dicono in cuffia. Non ha preso la linea. Ha ripreso la linea. Sentiamo, dai. 10 secondi ci vogliono. Nel frattempo intratteniamo. Vabbè. Oggi parleremo di suore, Sì? Ragazzi, alle suore non piace Gerry Scotti. C'è scritto su tutti i giornali. Io non so perché. Come non gli piace Gerry Scotti? Pronto? Non gli piace Gerry Scotti? Chi è che parla? Sono uno radioascoltatore, sono un ammiratore, sono un radioascoltatore, chiamo da Bologna, buongiorno. Buongiorno Luca, Cordero di Montezemolo. Caro Luca, come stai? Ci diamo del tu perché insomma. Una volta ti davo del voi, però sono contento, grazie, ti do volentieri di tu. Come stai Luca? Bene, e voi come state? Noi stiamo bene, ma ieri ti abbiamo visto raggiante, felice, commosso quasi, Ce l'abbiamo fatta finalmente. Ce l'abbiamo fatta, Lo volevamo tanto, abbiamo sofferto perché ci siamo andati vicino diverse volte, ma ieri davanti al nostro pubblico è stato bello, molto bello, e mi ha fatto piacere anche per Schumacher. Ah, certo, che tutti dicevano invece Schumacher è sempre Schumacher, ieri ha dimostrato di essere forte, devo dire, anche Alonso non è male, è un bravo ragazzo. Ci hanno regalato una bella gara, però. Vi siete divertiti, voi che la guardavate rilassati? Io, guarda, ero a casa, anzi era Padova, ieri era Padova, la guardavo da Padova, devo dire che mi sono divertito molto, abbiamo gufato tantissimo. Certo. Abbiamo gufato. Lo sai che ho fatto? Posso dirti una cosa? Te la posso dire? Sì. Lo posso dire in diretta, sto scherzo che ho fatto ieri? Allora, a un certo punto io posseggo il numero di Briatore. Allora, che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Ho chiamato Briatore, ovviamente, cioè proprio quando Schumacher stava per tagliare il traguardo. Allora, scattando la segreteria di Briatore, che cosa ho fatto? Ho avvicinato il mio cellulare, quindi Briatore si troverà nella sua segreteria telefonica ed ecco Schumacher che vince! E vince, taglia il traguardo, meraviglioso. Io non so se mi chiamerà mai, però gliel'ho fatta ieri, Sei contento? Bene, sì, no, molto. Sai perché anche? Sì. Perché quando si vinceva sempre tutti davano l'idea che era scontato, io invece soffrivo anche allora. Se bisogna sapersele meritare queste vittorie, sono molto contento. Poi guarda, ieri sono andato lì, la gente, i nostri meccanici, il pubblico, erano tutti felici, perché in fondo la Ferrari, a differenza del calcio, unisce tutti. Bravo, gli italiani, è vero, mi fa piacere. È vero, tutti gli italiani. Senti, noi dobbiamo ringraziare per questo collegamento, penso, sai chi c'è qua in pole position? Ezio Germiani. No.
Sì. Ma no. È lui che ci ha dato il tuo cellulare. Come? Che va in pensione? Bene. Va in pensione? Mi dice che va in pensione Ezio Zermiani. Come va in pensione? Non ci credo. Ma assumilo tu, Luca. No, ma quest'estate vai in una pensione qua, cosa? È quello. Miramare. Miramare, al esatto, Miramare. Senti Luca, dove sei in questo momento? Sono In con Conf? le mie bambine in questo momento a casa a Bologna, ma stasera torno a Roma perché stamattina sono stato a Mararelli, insomma tutto bene. Tutto bene, noi siamo contenti di aver parlato con te al telefono, il presidente della Ferrari, il presidente della Confindustria, il presidente dell'Università Lewis, il presidente del mio condominio, tra l'altro. Esatto. Un paio di Ferrari in uso, no? Facciamo la riunione di condominio dopo domani sera. Ok, con la tua presenza. Certo, non mancherò. Per quelle tapparelle, sai quelle tapparelle che Grande Luca. Un abbraccio. Grazie Luca, ciao. viva la Ferrari. Ciao, grazie. Grande Luca Cordero di Montezemolo. Sigla. L'hai già messa. Musica. Maestro Cremonesi. Buongiorno. Cremonesi che ieri sera a Padova, salutiamo tutti gli amici padovani che ieri sera sono venuti a vederci veramente in tantissimi. E sai che cosa ha fatto Cremonesi nel finale? È salito coi piedi sulla tastiera e ha cominciato. Ma l'ho detto io che suona con i piedi lui, infatti. Bravo, veramente bravo. Oh, no, tu non sai il successo che ha tra il pubblico femminile. Ma lo so, lui è incredibile. L'uomo delle caverne, il piccolo uomo delle caverne. Cremonesi, certo. Cremonesi. Altre notizie. Allora Andreotti. Torna Andreotti, bello, un'Italia giovane, fresca, giovani, vero, dai. allegra. Presidente della Repubblica Garibaldi. E poi Andreotti, il gobbo di Palazzo Madama. Però vedi come succede, vedi come, hai sentito, hai letto di cose. Sì, ho letto tutto, che vuole far dimagrire. Vedi che poi vedi che il potere poi quando hai visto già che cosa ha detto subito, via, tagliamo Mediaset, basta, via, leviamo una rete, no, che fa? Avevo già visto Emilio Fede nello spazio. Ma non si fa, ma mica per niente, perché ragazzi, a Mediaset ci lavora gente stipendiata, che sta lì, se tu gli levi una rete sai quante ne licenziano? Giusto? È vero, cos'è vero, il mio che discorso è? Comunista. Sono comunista. Esatto. Io difendo i lavoratori. Bravo. Bertinotti arriva e ci leviamo veramente, signor Bertinotti non si fa, No. Poi leggo che anche voglio dire Russo, chi è? Rizzo dei comunisti italiani la pensa come me, quindi voglio dire che qualcosa non va, mi raccomando, se no poi cazzo e poi riconto i voti. È un'altra volta. Anghinghetta, Maretta, Marotta, sono un fiore d'amore. Chi hai vinto? Hai vinto solo tu. Non è vero? Ricontiamo. Nel frattempo immagini sul TG1 che stiamo guardando, sul TG1 immagini che stanno facendo vedere delle cose di cui l'altro giorno parlavamo. L'ennesimo ubriaco che contromano ha veramente provocato la morte di 2 giovani, e quindi ritorniamo sempre sullo stesso argomento, ubriaco, quindi non fate niente, mi raccomando. Rompete le balle a chi fuma, a chi si fa anche le canne. Mi raccomando, tranquillamente, vendete pure il whisky che tanto non fa niente, ammazza solo le persone. Complimenti. Bravi, Ale, bravissimi. Tanto che lo ripetiamo a fare, tanto noi non ci ascolta nessuno, l'alcol continuerà a vendersi, le canne perché quelle fanno male. Esatto. L'alcol fa bene, certo. Al fegato poi, una mano santa, certo, è vero. Certo, si viene su bene, contromano, e ma poi si signori dobbiamo fare un saluto particolare, saluto particolare a Little Tony, perché Little Tony ieri ha avuto un malore, non lo sa, ha avuto un malore ieri, si parlava di infarto, pare che adesso stia meglio, stava cantando, adesso sembra una battuta, ma stava cantando Cuore Matto, quindi non vorrei dire, però lì si è sentito proprio male e noi gli facciamo gli in bocca al lupo. Volevamo metterci in contatto con lui, ma è a Toronto, quindi non sarà una cosa facile. Noi ci proveremo, provateci e poi io vorrei mettermi in contatto con una suora.
Ah sì? Perché voglio saperne di Prendi più. voti? Sì, no, nel No, senso. Fra Fiorello, tu sai che io capito ho bene. una suora, nel senso che. Ah sì, è vero, me lo ricordo. Un'amica di classe. Mia compagna no? di classe, una compagna di classe che poi ora è diventata suora Sì. e ora ho capito perché ai tempi, insomma, non la dava. Certo, c'era un motivo, insomma, ecco. sì, era la vocazione. La vocazione, ecco. Spiegato l'arcano, che tutti ci provavano ai tempi, carina, no? E invece niente da fare. Oggi è suora, quindi poi la sentiremo al telefono. Ci sarà un motivo. Sì. Lei ogni volta che parla con me mi fa dei cicchetti, devi parlare, devi stare attento perché Ti senti allora? Sì, poi certo, sta in un convento a Torino, poi dopo ci metteremo in contatto. Toronto. Ma adesso guarda chi c'è in TV. Chi c'è? C'è Ciampi, sottotitolato in giapponese. Ti giuro, l'ho visto per un attimo. Cari italiani, ma che ci fa Ciampi in Giappone? Ma chi lo sa? Non lo so, ho visto Ciampi su TG1 in questo momento. Allora, ci colleghiamo con chi? Subito con lo smemorato. Con lo smemorato, ci colleghiamo con lo smemorato per vedere. Vediamo dov'è, cosa succede. Allora, pronto? Pronto? Se facciamo il numero, vediamo se è allegro o non è allegro, chi lo sa. Dipende come va il vento, eh? Sentiamo se c'è. Niente, non risponde. Si ricorderà di rispondere al telefono. Ecco, c'è. Smemo? Che succede? Oggi non canta? No, non canta oggi. Ho avuto una nottata terribile. Un altro brutto sogno? Zesissimo. Zesu. Vuol dire sì. Questo. Zesu. Terribile. Ho sognato che stavo tranquillo a casa mia a guardare 3 televisioni. Sì. 3. A un certo punto è arrivato un operaio. Sì. Pronto? Ma Smemo, scusi, si manda in cortocircuito da solo, se dice operaio, pronto? Che succede? No, che succede lo dico io. È uguale. Lei chi è? Ha detto una cosa che non doveva Lei dire. chi è? Baldini, salve. Come mai io e lei stiamo parlando? Stiamo parlando? Non lo so perché. Perché? Io non mi ricordo. Ma chi è lei? L'abbiamo chiamato alla radio, lei spesso chiama, Quale no? radio? Radio 2. Non mi ricordo. Ma come non si ricorda? Perché? E perché? Non lo so. Pronto? Sì. Chi è? È andato proprio insieme. Chi parla? Radio 2, buongiorno, smemorato. Baldini si ricorda. Chi è smemorato? Lei. Perché? Perché non si ricorda. Ah, vero? Visto che ci arriviamo, Ha detto una cosa. Ma cosa succede? Ha detto una cosa che non doveva dire. Mi capita spesso di dire cose che non devo dire, lo sa? Certo, da quando è smemorato. No, da sempre, anche da prima. Ho capito. Insomma, allora. Questo me lo ricordo. Bene, ritorniamo al sogno. Quale sogno? Lei guardava 3 televisioni e entrava, diciamo, un signore. Sì. Allora? Ecco, entrava questo signore con una tuta da operaio in Kashmir. Sì. Strana sta cosa. Che prendeva una televisione e mi diceva questa la sequestro io. Bene, e lei che diceva? Io dicevo mi consenta signor Fausto, proprio così lo chiamavo, ma perché mi deve rompere le balle? Ma signor Fausto? Perché il signor Fausto? No, Pirla si chiamava così. Ma come Pirla, scusi? Non mi ricordo. Sto sogno l'ha fatta proprio arrabbiare, non se la prende. È solo un sogno, dai. No, ma è il sogno di qualcun altro, non il mio. Per me è un incubo. Senta, vabbè. Ma perché guardava 3 televisioni nello stesso momento? Perché? Si fa così? No, vabbè, comunque quanti telecomandi ha lei? Uno con 6 tasti. Sì. Uno per canale, il tasto 1, il tasto 2 e il tasto pronto. Certo, perché. E poi il mio. Il mio e il mio. Sì, vabbè. Ma è possibile che non sappia chi è questo Fausto? Non lo so, so solo che ha la R moscia e porta sempre gli occhiali appesi al collo. Memo, io non so come dirglielo, ma guardi, Fausto con un cashmere, occhiali appesi, R moscia, mi portano questi indizi a un solo Fausto. Coppi? No. Il campionissimo? No, Bertinotti il comunissimo. Comunistissimo, vabbè. Non sa neanche leggere. Però lei ha già Bertinotti, doveva dir pronto, scusi. Lei non sa leggere, non rispetta i tempi comici. Vabbè, che ci deve fare? Mi fa fare delle figure di merda, io devo dire.
Non mi dica che adesso non si sente male per questo. Guardi, sì. Non ho neanche il coraggio di dire pronto. Sì, perché quando uscirò dal personaggio e verrò di là mi manderà a e la vedrò in faccia, le dirò prontissimo, Gesù. Ma stiamo perdendo! Se n'è andato anche stavolta, è morto. C'è una sirena umana. Eccolo qua. La sirena umana non era male, Ringraziamo Marco Lolli per l'antifurto umano. Arriva Mahler, il demone del tardi, eccolo qua. Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, sei una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso e piange altrove. C'è nel CD questo? C'è nel CD di Viva Radio 2? Dice il dottore che scempia così vero. Ce n'è pronta la canzone? Nel paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me, le faccio posto sul mio tappeto, forza, che è più leggero. Italiani, siamo pronti, sentiamo Ciaminà. Volevamo salutare Cirri e Solibello che non vedo, ragazzi, dov'è? Anche loro cubani, no? Di Caterpillar, applauso, eccoli qua. Sì, lei. Genio peloso, demone del tardi. È bello, Sì, è bello che loro ci vengono a trovare ogni volta, noi veniamo qua, questa è bella sintonia, questa osmosi della radio. Osmosi, questa come si può chiamare? Osmosi o collaborazione. Che deve dire? È una cosa. È bello. Coadiuvazione, cosa vuol dire? Aprite Cirri, in senso figurato. Apritelo in senso figurato, è bello, è osmotico, Facciamo la franca? Facciamo la franca, sì. Facciamo la franca. campagna ha qualche inceppamento, ma stiamo deliberando se continuare o no per. Noi siamo con voi perché Franca, un settennato di Franca non ci starebbe male. È stato un appoggio importante, ci ha fatto bene. Tra l'altro volevo dirvi, già l'amico Solibello lo sa, una mia amica proprio di famiglia, Betta Borello, è una vostra fan, manda i messaggi a me e mi ha chiesto di fotografarvi e fargli avere la fotografia. Quindi mi fate una fotografia a Ciro Solibello, poi me la dai. Grazie. Che la mia amica si deve fare di profilo, faglia. I disagi delle persone sono di vari tipi e siamo vicini alla tua amica. Ci ho anche parlato per telefono. Allora, noi volevamo ricordare una cosa perché sapete abbiamo fatto un CD sì, che già esce adesso. Già fatto, uscirà il 12 maggio, è importante perché chi quest'estate quando ci sarà più Viva Radio 2 entra in galleria può mettere questo CD, ci sono i migliori pezzi dentro, tu sai perché, e c'è anche Mahler, un sacco di Mike. cose. Riusciresti a fare una canzone improvvisandola adesso che parla dell'uscita del disco il 12 maggio, prenotatelo perché non ci sarà un'uscita a largo raggio, ecco, questo dobbiamo dire ai nostri radioascoltatori, cioè solo a prenotazione, cioè la gente, se voi andate lì lo prenotate, noi faremo uscire solo quelli, dopodiché poi non si troverà più. L'abbiamo fatta apposta. Ammazziamo tutti i negozianti. Ciò dimostra che noi non vogliamo guadagnare i soldi con i dischi, cioè solo per gli affezionati uscirà. È giusto. Poi voglio dire, se lo volete, qualcosa, esatto, volendo. Allora attenzione, guardate Cremonesi sta preparando una canzone. Voglio vedere 12 maggio uscita del disco. Sentiamo canzoni improvvisate. Prenotate il CD di Viva Radio 2. Prenotate il CD di Viva Radio 2. Bravo, il 12 maggio esce il CD. Viva Radio 2. Bello, sembrava un disco degli anni 80, sai, le prime. Era meraviglioso, ragazzi. Roba che Mogol si è rivoltato lì al chat, era al suo centro muro, ha sentito sto testo. Me lo rifai per favore? Bellissimo. Com'è? Vai, ricordarlo. Vai. Fanne un'altra, altro genere, vai. Reggae. Vai. Oh yeah. 12 maggio
che se no poi è troppo tardi e non lo trovi più. Bella! Bravo! Festeggiamo, dai! Ci è riuscito! L'ha improvvisato, ma non ci posso credere, Allora attenzione che ci stiamo per collegare con Cuba, nel frattempo sta per arrivare Ricky Gianco, ragazzi, facciamo raccontare la storia di Ricky Gianco. Chi è che ride? Non lo so, Ricky Gianco, io c'ho tutta la storia, Sì? C'ho la storia che se tu leggi la storia di Ricky Gianco e la leggi con la voce di Minà, ci sta benissimo, guarda. Fai sentire? Vai. Riccardo Sanna, vero nome Gianco, debutta nel 55 vincendo il suo primo concorso canoro. Nel 1959 registra i suoi primi 45 giri alla Cetra. Sì. Mike Bongiorno lo scopre. Mike? Come lo scopre? Questo me lo devo fare. Allora abbiamo il piccolo Ricky Gianco. Perché lo scopre, faceva piccoli. Faceva Genius nel 50. Esatto. Questa me la faccio raccontare quando arriva. Allora sentiamo il vero Minà. Sentiamo Minà, dai, perché chiamiamo io ero Cuba. quello finto, il vero Certo, è quello là. Chiamiamo Cuba, sentiamo se c'è. Sentiamo se c'è. Sentiamo se risponde. Pronto, signor Minà? Scusate un attimo, avete finito il volantinaggio? Di che? Avete usato l'aereo? Bravi, forza. Teofilo, hai avuto una buona idea. Ecco, così lo comprano tutti. Ma come, dall'aereo ti è scappata una bomba? Una roba da male. Meno male che hai distrutto solo un villaggio di campesini. Ma no, ma signor Minà, ma che sta facendo, dai? Nulla. Nulla. Ho capito. Nulla. Stavamo facendo del Poi ero io quello che non. Del volantinaggio per lanciare una nuova rivista del villaggio. Qual è la rivista? Donna Vana tutta tana. Bella. Scusi, ma che razza di rivista è questa, signor? Oggi non ho avuto tempo di leggere il testo. Lo so. E quindi mi ritrovo tutto. Lo sa oggi chi c'è qui in sala, no? Chi c'è? Come rivista che. Quale? Me lo dica. Una rivista importante. Sì, dica. Famiglia Cristiana, tipo. Non so se era il caso. Allora mi faccia la domanda. Che razza di rivista è? Ovviamente una rivista porno. Siamo precisi. Vai. Pensate che la spiaggia è tappezzata di fogli di giornale con Jessica Risto. Il giorno più indicato questo, Mentre Jessica Risto mentre sfida la nazionale gallese di rugby. Vabbè, ci parli delle altre attività del villaggio che è meglio. Io per esempio ieri abbiamo fatto un bel gioco con tutti i clienti. Il padrino, il gioco preferito di Fidel. E come si gioca al padrino? Semplice, Fidel si riempie la bocca di cotone idrofilo e fa Don Vito Corleone. Come faceva Marlon Brando, bravo. Pago Pegna fa Fredo. Fredo, sì. Sai chi è? Sì, il fratello minore. Esatto, mentre Teofilo fa Sonni. Sì. E a me tocca fare Michael Corleone. E bella, tutti devono ubbidire agli ordini di Fidel. Sì. Dovreste sentire il leader Massimo che dà ordini in siciliano, del tipo minchia picciotti, accoppatemi sollozzo. Lui, Fidel, vabbè. Ovviamente chi si ribella alle regole della famiglia subisce le conseguenze. Scusi, quali sono le conseguenze? Nulla di grave. A un paio di clienti svedesi gli abbiamo fatto un cappottino di cemento e li abbiamo buttati in piscina. Il tutto ovviamente fra l'ilarità generale. Pensi che addirittura abbiamo riprodotto la strage di San Valentino. E come avete fatto a fare la strage? Abbiamo preso dei dissidenti e gli abbiamo fatto fare la banda rivale. Poi ci siamo vestiti da poliziotti e il gioco era fatto. Anche qui fra l'ilarità generale. Sì, figurati. Ma a chi vengono in mente queste idee, scusi? Beh, glielo dico, guardi. Lavoriamo sempre in gruppo, siamo un gruppo affiatatissimo. Siamo io, Fidel, Pedrosa, Pago Pegna, Sotomayor, l'ex dell'Inter Manicone, ma dai. Remo Girone, Paolo Flores d'Arcà, l'arbitro Ragalbuto, Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci in alto gli zero assoluto, Lella Bertinotti, Filippo Facci, Cesare Paciotti, Linfor Cristi, Sadia Al Gheddafi,
Graziano Bini, Lino Ventura e le Banana Rama. Ah, bello, Lino Ventura e le Banana Rama. Senta, ma chi è il cliente tipo del vostro villaggio? Beh, vengono un sacco di VIP. Ho proprio qui davanti a me delle foto Ce di le descriva, su. Guardi, questa è bellissima. Sì. C'è una foto, sì. Eccola qua, sì. di Barbara Palombelli mentre gioca allo schiaffo del soldato col merolone. Ah, bene. Antonio Zechira mentre spiega a Carlo Rubbia come risolvere il cubo di Rubik. Pensa a te, lui che... Vabbè. Pasquale Squittieri, questa foto è bellissima, sì. forse unica, eccolo qua, e Osama Bin Laden mentre girano un video amatoriale. Ah, meglio non sapere e qua. poi Giada De Blanc mentre con la mano a cucchiaio davanti alla bocca la mano a cucchiaio davanti alla bocca fa la prova della fiatella. Ho capito. E poi c'è Andrea Sanna, sì. Una foto bellissima, mentre mette il Guttalax di nascosto nel bicchiere di Lella con Falonieri. Scusi, ma questo Andrea Sanna chi è? È il regista di guida al campionato. Vabbè, lo salutiamo. Adesso Grazie, vi saluto, viva Cuba, certo. Viva il Pampero. Sempre. L'ultima locuzione non si è capita bene, deve essere tipica cubana. Arrivano gli F4, fammi un sorriso, eccoli qua. Aspetta un attimo che deve trovare. Ah, niente, eccola qua. Gli F4 a Viva Radio 2, fammi un sorriso. Come si fa a parlare se non ho niente da dire? Se non ho fiato per gonfiare le parole? Come si fa a piacere agli altri senza farsi del male? Ad orientarsi su una barca in mezzo al mare? Come si fa a cantare una canzone d'amore o una musica senza parole? Fammi un sorriso dei tuoi, fammi un sorriso e poi dimmi che una lacrima è una scusa per non dirmi una bugia. Fammi un sorriso dei tuoi, fammi un sorriso. Ah, ci sei, eh? Eccola. Canzone vecchio stampo questa, sì, sì. Anni 70. Nel tempo sta per arrivare il nostro ospite Ricky Gianco, perché quando ho letto scoperto da Mike Bongiorno, gli devo chiedere, ma quanti anni aveva Mike Bongiorno? Ricky Gianco non è un ragazzino, No, c'ha quei 32-33, sì, insomma, ormai, adesso vedremo, D'amore. Tu sai perché? No, non vorrei neanche saperlo. Tra un po' se saprai il perché. No. Saprai. Fammi un sorriso, che una lacrima è una scusa per non farmi andare via. Fammi un sorriso dei tuoi, fammi un sorriso. Signora, la cercano qui fuori un attimo. È vero. Qualcuno che. Senza lacrime, Nel frattempo volevo avvisare Suor Grazia che stiamo per chiamarla, Suora Grazia, mi raccomando, esca fuori dal convento in una zona dove c'è Campo Santo, così parliamo di questa cosa che è uscita oggi. Nel frattempo rintracciate, se è possibile, è difficile, anche Gerry Scotti, lavorando per una radio concorrente, magari non si fa trovare. R101, dai, chiamiamolo. R101, allora stiamo cercando Gerry Scotti, vogliamo metterlo in contatto con Suor Grazia. Gerry Scotti, se qualcuno è amico di Gerry Scotti, dica che lo stiamo cercando, di mettersi in contatto con noi, va bene? Sì. Allora, sai perché? No, non vorrei. Ciao! Ciao!
Signora, la cercano di là. Sì, un attimo, perché questo sai perché non è molto... Ehi, Baldini, sì? sai perché? No, io non so. No, ma tu dovresti saperlo. Lo so. Sai perché la festa della liberazione non è molto sentita dagli ergastolani? Ma chissà perché, no. Ma non lo sapevo saperlo, io. Ma Sento tutto attuffato. Anch'io, ragazzi. vabbè. Datevi un po' di volume perché non sento proprio nulla. Adesso ti sentiamo. Vabbè, lo so. Che dici? Continuo? Ormai sì, dai. Va bene. Senti, sai perché la principessa sul pisello forse non era vergine? Non lo sapevi? No, non lo sapevo. Va bene, ma certe cose bisogna saperle. Meno male che ci sono io, perché tante volte ci sono dei perché che la gente dice perché? Però... Allora arrivo io e dico, sai perché? Giustamente. Certo. Meno male che ci sei tu. Senti, Marco, cosa c'è? Niente. Sai perché se tua moglie ti dice sono stato con uno stallone, speri almeno che sia l'attore? Non lo so purtroppo, non ne ho idea, sai. Senti, volevo dirti questo, sai perché? Perché, guarda, te lo dico perché ti voglio bene, perché potrebbe capitarti. Certo, a me. Sai, perché se durante l'estrema unzione l'ammalato ti fa il dito medio, forse non è molto credente. Probabile, sì. Succede. Vabbè, va bene. Oltre. No, non ho mica finito. Ah, no? Sai perché dopo la prima notte con Baldini, la sua fidanzata l'ha proposto alle poste come testimonial del pacco celere? 1, 1, 2, 1, 3. 3 cornuti, eccoli là. Era sai perché? La rivista di scienza. Era la più bella, era la più bella. Poi ce n'era una che parlava di Papa Ratzinger. No, via, lasciamolo perché è uscita una foto di Papa Ratzinger ieri, l'altro ieri, sul magazine del Corriere della Sera. Sì. Non so chi di voi l'abbia vista. C'è una foto di Papa Ratzinger che in quel momento si vede c'è stata una folata di vento e gli ha alzato il ciuffo davanti. Alla Elvis? Ma di più! C'era una roba tipo, sembrava il Gremlins, ti ricordi il Gremlins? C'aveva quella cosa là. Non credo di sia blasfemo. No. L'ho vista sul giornale, mi ha fatto ridere. Meglio così. Se l'hanno messa, certo, meglio ridere. Allora, sta per arrivare Ricky Gianco, io devo fare, ecco, che sta arrivando, vedo la porta, c'è una radiopromozione e poi dopo Ricky Gianco arriverà insieme alla radiopromozione. Proprio così, ok? A cavallo della radiopromozione. A cavallo. Il destino della verdura sta per cambiare. Dopo una vita passata senza un ruolo da protagonista, considerata al massimo come contorno, oggi vive l'incontro che cambierà il suo destino. Oggi incontra la frutta e la cremosità dello yogurt. Succede nei nuovi Yomo frutta e verdura. Nel primo yogurt magro che unisce il benessere della frutta e della verdura al gusto straordinario dello yogurt Yomo, fatto solo con latte italiano. Nuovi Yomo frutta e verdura. Con Yomo c'è del buono ogni giorno. Eccoci di nuovo da Corso Sempione, Milano, alle buone le pizze, 8 pizze in bocca, Fiore. Ingoia, dai. Mi ha preso col sorcio in bocca. Proprio. Pensavo che la radiopromozione durasse di più. Invece no. Dico, dentro una pizzetta. Signori, Ingoia. Storia della musica italiana. Sì. È un enorme piacere, poi è anche un onore avere con noi. Dov'è il foglietto? Riccardo, che io conosco come Ricky Gianco, e qui per me è stata una novità sentire Riccardo Sanna in arte Ricky Gianco. Grazie. Eccolo. Ricky Gianco. Scusate, ci ho messo un po' a venire perché. Dimmi subito perché Gianco. Perché a un certo punto io, quando ero alla Ricordi, avevo 17 anni, mi chiamavo Ricky Sanna. Sei sardo di origine? Di origine, sì. E me ne andai per formare con Adriano il clan di Celentano. Allora, la Ricordi mi fece causa. E siccome faceva causa uno che non aveva mai venduto un disco neanche, perché lo sapevano solo gli amici, parenti, allora Celentano disse: sai cosa facciamo? Cambiamo nome. Così almeno fanno causa. Sì, è Adriano. È tu riesci a imitare Adriano, che tutti quelli che lavoravano con lui lo imitavano tutti. No, io no, non ci tengo. Lo faccio io. Sai cosa facciamo? Ti cambio il cognome? Ah, benissimo. Che cosa scegliamo? Gianco. Ma sai quando me l'ha detto Adriano? Alle 5 del mattino. Mi ha telefonato, stavo dormendo, mi ha detto: ti piace Gianco?
E perché Gianco? Cioè lui... Ma lui, io gliel'ho chiesto poco tempo fa, devo dire. Perché lui dice che gli era venuto in mente, gli era venuto in mente un film di Corbucci, mi pare, che era Django. Django, è vero. Ecco perché. C'era Ringo, Django, c'erano quei personaggi. Ringo, Django, Santana. Ecco, solo che io credo che fosse uscito dopo il film, mi sa che mi ha detto una parla. Ecco. Gli è venuto in mente dopo. Vedi quante cose si vengono a scoprire. No, ma la cosa che mi ha incuriosito leggendo la tua storia, dice a un certo punto Riccardo Sanna, vero nome Gianco, questa la devo vedere come regalo. Certo, per forza. Debutta nel 55, io sarei nato 5 anni dopo. Io, sì, anch'io. Anche tu. Vincendo il suo primo concorso canoro. Che concorso era nel 55? Era un concorso di dilettanti a Cursal Margherita di Varazze, che è una località in Liguria, marina di estate. E poi calzoni corti, cantavo. Canzoni? Calzoni corti, calzoncini. Con i calzoni, io pensavo canzoni corti. No, le canzoni normali, i calzoni corti. E senti, poi dice nel 59 registra i suoi primi 45 giri, Mike Bongiorno lo scopre. Dimmi com'è andata, cosa ha fatto. Allora, qualcuno mandò a lui questo 45 giri e lui mi cercò e mi fece fare un carosello. Dove che carosello era? Era si può dire il programma? Sì, tutto, qui puoi tutto, L'Oreal. Era, mi ricordo se lo guardano, essendo non proprio capellone, Ricky Gianco, la gente riga. All'epoca aveva un cuscino in testa. Certo. Che fa meglio di Viteltoni, certo. Me lo ricordo. E quindi lui mi portava a cantare in questi suoi spettacoli, che per me erano mega spettacoli. Io guarda, adesso lo metto un po' in imbarazzo, perché lui allora ci ha avuto sempre il pallino della pubblicità, perché c'è una canzone che gira nei giorni nostri che avrete sentito miliardi di volte e che io so essere cantata da lui. Qual è? Zitto, non fermo. Lui, prendi la chitarra, la puoi fare tranquillamente. Ma anche senza chitarra. No, con la chitarra. No, un pezzettino per capire. Sentite. Sì, se la fai tutta io potrei impazzire, che mi piace da morire a me. Sentite quale canzone. Solo a Viva Radio 2, A te senti, Attenzione, Alle fattorie. Bellissimo. Fantastico. Alla Robbiola Osella e finisce come comincia alle fattorie, sempre bellissima quella. Ma hai scritto te proprio la sì, ma ormai sono parecchi anni. Sì, infatti è una canzone di tutto rispetto, a me è sempre piaciuta, perché io quando sento quella canzone vedo proprio il cowboy a cavallo. Dai, adesso mi fai il gusto pieno della vita. No, che c'entra? Non è mio, ma hai fatto anche altri spot? Tempo fa, sì. Tipo? Un'emozione nuova, siamo noi, siamo liberi, felici, siamo noi siamo made in Italy, bravo comunque non ti ho detto una cosa di Mike, che mia mamma, io ero molto giovane, andavo con lui e quindi diceva mi raccomando signor Mike, che è il bambino, per esempio bambino, solo che io l'ho scoperto quando si tornava la sera. Ma scusa, ma lui quanti anni aveva? Io avevo 15-16 anni, lui avrà avuto 30 anni. Ma ragazzi, allora dice stronzate, Mike, che c'ha 100 anni. No, deve avere 100 anni, perché non è possibile, ragazzi. Ma andiamo avanti con la storia, così prendi in mano la chitarra, perché adesso io leggendo la storia, sentite questa. Ricky forma la sua prima band ed entra alla Ricordi, dove conosce Gaber, Bindi, Endrigo, Iannacci, Tenco e Paoli. Nel 61 Ricky Gianco forma con Celentano il clan e scopre Stand By Me. E qui When the night, ma in italiano però lo scopre. Certo, e diventa Pregherò, vai. Pregherò per te, che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai. Vai. Io lo so, perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole, perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi. Egli sa che lo vedrai solo con gli occhi miei, ed il mondo
la sua luce riavrai. Io t'amo, 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 oh, questo è il primo segno che dà la tua fede del Signore, del Signore, del Signore. E io attaccavo il seguito qua. Qual è il seguito? Tu vedrai, la luce verrà. E quello è un altro pezzo che è nato. Il pezzo che facevo tu, perché io avevo inciso Pregherò. Adriano si era innamorato del pezzo e non sapeva come dirmi che voleva farlo lui. Dimmi. Dopo mesi di tirare la dice, sai, io ho pensato di fare il pezzo, ti dispiace naturalmente? No, che domanda, no, anzi, sono proprio contento. Sono contento. Però tu puoi fare il seguito. Cioè lui ti ha fatto fare il seguito di una canzone che non è mai stato fatto. Mai il seguito di una canzone. Perché no, che era Tu vedrai, la storia era sempre la stessa, una storia tristissima, questa povera ragazza cieca che non aveva, e anche con la fede comunque rimaneva cieca, cioè pensate, domandava, però insomma domandava che idee che avevate ai tempi? Erano le crisi mistiche. Poi hanno fatto una canzone su un sordo, vero? Ma è muto. Esatto. Ma devo dire, io continuo ancora con la storia perché è bellissima. Nel 63 musica di Susanze. Nel 63 lascia il clan. Attenzione. Lì fu dura, Adriano, vado via. Così gli dicesti? Vado via. Lascia il clan dopo una serie di brani fortunati e qua mi dice a mani vuote, il tramonto, Eva, ti cercherò, finirà, non ti potrò scordare. Ecco, io non conosco Yum Yum. Yum Yum era un ballo che si poteva vedere al cinema prima di un film con John Lemmon che si chiamava Under the Yum Yum Tree, sotto l'albero Yum Yum. Sì? E prima del film c'era questa canzone. Prima del film c'era. Pensate, E come faceva Yum Yum? Cominciamo Yum Yum, ragazzi Yum, e cominciamo a ballare. E tu bambina carina, su dondola come l'amore dolce, l'amore è lo Yum Yum, Yum Yum, Yum Yum, Yum Yum. E ridaglia. È bella questa qua. Ma lui ce n'ha una meravigliosa. Ma l'avevo registrata a Londra, nel 65. Tu sei stato parecchio a Londra. Sì, ma hai conosciuto? Hai conosciuto? Ho conosciuto, sì. Hai conosciuto loro? Sì. Loro proprio personalmente? Loro sono andato su I Beatles? I Beatles, sì. Raccontaci. Sei È andato lì? stata una cosa molto. Sono stati un po' di ore a parlare prima del loro spettacolo. Con chi parlavi tu? Con Lennon e con Paul. Con Paul era tutto lo più chiamo facile. Paul, Sì, Paul. McCartney, vabbè, insomma. Come lo devo chiamare? Francesco. Allora, parlavate di? Parlavamo di tante cose. Di gnocca, ti immagini? Con Lennon, sì. Certo, proprio Paul mi disse che doveva venire a fare il tour in Italia. Tra l'altro, notizia dell'epoca, i Beatles furono scoperti da Mike Bongiorno, anche pure quelli. E poi Paul mi chiede proprio: ma le ragazze come sono? Sai quelle domande cretine? Certo. E allora invece Lennon era fantastico perché ogni frase era sarcasmo, era ironia. Tanto che mi ricordo che a un certo punto gli chiesi, dico, ma quando sai, io scrivo i pezzi con Pieretti, che non è la stessa cosa, non è proprio la stessa cosa. Se è bello e ti tirano le pietre. Esatto. E gli ho detto: ma scrivete sempre insieme tu e Paul o anche separatamente? E lui disse: no, scriviamo sempre assieme noi. Ah sì? Sì. Ci si riuniva? Poi mi disse, poi magari succede qualche volta che mentre io sto scrivendo un pezzo Paul è in bagno. Io sono in studio a Londra, quindi vado avanti e lui è sempre in bagno a Liverpool. Pensate, è ironia. Dandomi quindi la risposta senza dirmelo, però. E vi scambiaste qualche cosa, tipo qualche accordo, un'idea? No, non abbiamo detto il giorno che ci sarà cellulare ci diamo i numeri. Esatto. Qual è la canzone? Mi regalò un cappellino, però. Ma ce l'hai ancora? Sì. Vale, regalato da? Quanto vale? Da Lennon. Da Lennon? Ma non so quanto vale, non so neanche dove l'ho messo. Se lo dai a me lo faccio valutare io. Poi te lo riporto. Va bene, si può fare. Tra l'altro i Beatles cantavano And the Factory. Se si scambiarono la famosa Robiola a Liverpool. Senti, ma qual è la canzone più bella dei Beatles secondo te? È difficilissimo. Lo so, dimmene una, vediamo, così poi te la faccio cantare. La più, secondo me è questa. Dei Beatles o anche di Lennon, no? Da solo.
Ma una che però credo fosse più di Paul, che era Blackbird Singing in the Rain. Riesci? Non so se riesco. Vediamo. C'è provo. Non ci provo. Prova, sì. Blackbird singing in the dead of night, take the broken wing to learn to fly. All your life, you're only waiting for this moment to arrive. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. È difficilina perché mi ci sono rotte le unghie. Non ha importanza. Purtroppo senza unghie. Io vedi tanto, Ricky, ma in televisione ti si vede poco, è difficile, dico, ma porca miseria, è bello. Ma porca miseria, avere Ricky Gianco che ti racconta veramente in maniera strepitosa queste storie meravigliose. Speriamo che con certi cambiamenti poi si possa ritornare ma quali cambiamenti? Non ci saranno i cambiamenti? Sì, contano ancora. Poi se vuoi puoi partecipare, ti metti un paio di pattini e vai a ballare lì sotto le stelle quello, oppure vai su un'isola, oppure ti chiudi in una casa. Preferisco stare a casa. Preferisco Robbiola, dillo veramente. È già il massimo. Oppure alla fattoria. Ci potreste andare. No. Abbiamo un collegamento. Scusate ragazzi, io non so come. Ricky, perdonaci un attimo. Chi c'è? Io non so come affrontare l'argomento, francamente. Suora? No, la suora adesso, Grazia la chiameremo tra un po', ma non so come affrontare l'argomento di Maurizio Costanzo. So chi ha visto le invasioni barbariche, la figlia del premier. La Barbara. Sì, quella più giovane, no? Sì. Io vorrei. Facciamo una cosa, ti ricordi quella spia che avevamo messo a casa di Costanzo? Ah sì, è vero. Andiamo a vedere se magari è arrabbiato su sta cosa che ha detto Barbara Berlusconi. Si è detto che non farebbe mai vedere Buona Domenica ai suoi figli. Pensa te che lui può dire questa cosa. Ma sei Costanzo. Ma lui è uno che non se la prende. No, non se l'è presa, secondo me non se l'è presa. No. Sento dei rumori mi sa che forse un tantino. Sento dei rumori stranissimi. Mega calmato. No, fermo. Ma che sono cacciato come un toro. Mi sa che forse non l'ha presa bene. No. Sono cacciato come un toro. So. Abbiamo capito, mi sa che non. Sto aspettando i mortacci vostri. Apri il coso del gaggiacciaccio. È arrabbiato. Ecco. Maurizio. Sì, che c'è? Se dovesse arrabbiarmi ogni volta che mi fanno una critica, a quest'ora avrei già smesso di fare questo mestiere. Adesso farei il carrozziere. La figlia di quel fallito non può fare simili dichiarazioni. Sì, per quello che ha detto la Barbara, se non c'è niente da fare. Non farebbe mai vedere Buona Domenica ai suoi figli. Ma come ci permette? Pensate al suo padre, che ha perso le lezioni, adesso vuole ricontare e cippa. Non ti arrabbiare, Maurizio, che ha il colesterolo alto. Era solo un modo per dire che non mi piace un certo tipo di televisione. Per un attimo che ammetto di rompe piatti. Sì, perché sennò ci ha rotto. È da mezz'ora che rompe piatti e io sto fermo con le mani. Com'è sta storia? Col pensiero. Ancora. Sì. Diceva non gli piace un certo tipo di televisione. Sì, c'era bello il governo che ha fatto suo padre. Milione di posti di lavoro, si è preso 1 milione di pappa. Sono cacciato. Sì, a me certe cose. Viva Tony Reniz. Non dire certe cose che poi ti si ritorcono contro. Sì, allora viva Bettinotti, viva Che Guevara, e poi Bonito, chiamata la 28. E poi arrabbiato, dai. Ma dai, che la Berlusconi è giovane, non sapeva quello che diceva. Infatti ha detto la cacciata. No, dica. Coccia, ne ha dette pure su padre tante. Maurizio, stai calmo, dai. Non toccammo per niente. Se stai buono, se fai il bravo, stasera giochiamo a Catwoman contro il braccio di ferro. Ah sì? E chi lo fa braccio di ferro? Dai, dopo lo decidiamo, adesso però basta, calmati. No, batta un paio di palle, Demo? Sì, Maurizio! Sei pronto? Sono prontissimo, quando vuoi tu! Attacca la musica. Sì!
Suonate! 3, 4, via! Suonate! Bandiera rossa la trionfera. Bandiera rossa, così impara, Maria. Bene, grazie. Maria. Dai. Ma dai un bacio. Comincia, no, non mi va. Te prego. Fermo con le mani. Fai una cosa, tu ti vetti da Catwoman e io mi vetto da pappa. E dai, poi facciamo? Bacio, dammi un bacio. Aquilotto reale. Non dica certe cose. Mi dai un bacio con la lingua? No, mi fa schifo. Dai, Maria. Allontanati. Ti prego. Dai, lasciami la bava come la lumaca. No, ma che schifo, dai. Ora me l'hai lasciata tu. Grazie, ringraziamo Costanzo e la De Filippi, grazie. Pronto, professoressa Calogero? Sì, chi è? Sono Iacovoni, quello che ha bocciato 3 volte. Ora che andate in pensione, volevo dirle che può andare anche all'inferno. Iacovoni, in pensione ci vado il prossimo anno e lei me la pagherà cara. Ma la telefonata no. Se hai la partita IVA con 7 su 7 Night and Day di Team, parli gratis con tutti dalle 9 di sera alle 7, per sempre. E se passi a Team entro il 15 giugno, scegli tra un telefonino UMTS o un BlackBerry gratis. Offerta soggetta a limitazioni. Per info chiama l'800 846 900 o vai su business.team.it. È una vera rivoluzione. Con Mutuo Macquarie tutto cambia, perché il risparmio non è solo il tasso di interesse basso. Oggi c'è Mutuo Macquarie, un modo nuovo di vivere l'esperienza del mutuo e di risparmiare. Rimborsando in anticipo risparmi interessi e riduci la durata del tuo mutuo. E in più puoi riottenere quanto versato in anticipo alle stesse condizioni del mutuo. Chiama il numero verde 800 480 480. Garantisce Macquarie Bank, la banca australiana specializzata in mutui casa. 800 480 480. Consulta i fogli informativi presso le filiali di Macquarie Bank. Fiera Milano informa. Transpotec Logitech ti aspetta alla nuova fiera di Milano da giovedì 27 a domenica 30 aprile. È il salone di riferimento in Europa per i veicoli industriali, i veicoli commerciali e la logistica. Tutte le novità e le anteprime del mercato. Maggiori informazioni al sito fieramilano.it. Amore, la colazione. Ed ecco i tuoi Kellogg's Cornflakes. Allora cosa facciamo stasera? Cosa? Anche stasera a cinema? Ieri cinema, l'altro ieri cinema, settimana scorsa tutte le sere cinema. Preparati ad andare di più al cinema. In ogni confezione di Kellogg's Cornflakes trovi un buono sconto di €2 valido per qualsiasi film. Solo con Kellogg's Cornflakes gli originali inizi la giornata in modo naturale e bilanciato e sazi anche la tua fame di grandi film. Promozione valida dall'1/3 al 31/7, regolamento su kellogg.it. Viva Radio 2. Ci siamo di nuovo in diretta, viva Radio 2. Allora, no, scusate, ma sì. Siamo pronti con la telefonata di Suor Grazia? Suor Grazia? Proviamo Suor Grazia? Provate Suor Grazia, perché se ci vuole un po' di tempo devo uscire dal convento, perché dentro non si possono fare le telefonate, lo sai? Ah no, devo uscire cellulari fuori. no. No, e dove lo mettono? Sì, è vero. Cioè, hai ragione. Sì. Anche la suora gira col cellulare. No, pensavo, sai. Aspetta, bisogna avere un po' di... Beh, devo dire che lei a scuola, mi ricorda ai tempi, era bravissima. Sì? Sì, proprio. Certo. Brava. Ci credo, faceva miracoli, Adesso. No, ma era brava in senso. Allora, vediamo se abbiamo in linea. Pronto? Pronto? Suor Grazia? Sì. Ciao. Suor Grazia, come stai? Buongiorno. Io del tu perché siamo amici, certo. vero? Ho raccontato che eri compagna mia di classe. Sì, ma guarda che non sono a Torino, sono a Moncalieri. Facciamo bene propaganda. Ah, beh, ecco, sei da Moncalieri. So che hai tanti bambini lì con te, vero? Ragazzi. Che oggi però abbiamo fatto il ponte e ci posso seguirti, altrimenti a quest'ora ero con loro. Ah, quindi oggi ponte, fate anche voi il ponte. E sono qui nel mio studio, quindi sono in convento, non sono andata al cimitero. Ho capito. Ok, senti, ti posso chiamare Grazia, sì. Sì, certo. Com'ero a scuola? Diglielo. La scuola? Non c'era com'eri forse. a scuola? Com'ero, Ma diglielo. c'eri a scuola? Ecco, appunto. Vedi che ti conosce bene allora, dai. Senti, no, siccome è uscita questa notizia, hanno fatto un Sì, ho letto. Cosa ne pensi? È vera sta cosa? Secondo te ti corrisponde come... Allora, senti, io mi chiedo se le suore hanno risposto a queste domande, vuol dire che queste trasmissioni le seguono ben bene, perché io posso fare una critica solo se il programma lo seguo bene.
così come faccio quando tu fai programmi televisivi o gli spettacoli in giro, anche quelli radiofonici. Giusto? 2-0 e palla al centro. Al centro, Quindi tu dici avrebbero meglio tante altre cose da fare anziché che criticare. Cioè, io personalmente non seguo la trasmissione di Gerry Scotti né di Amadeus e da data interista quali sono, mi interessa sapere. Allora lì ci vorrebbe un miracolo, E quindi va bene, io sono una di quelle che seguirà Domenica Sportiva per sapere che cosa ha fatto la mia squadra e per arrabbiarmi ancora una volta. Hai capito? La nostra. Sai che qui c'è una giornalista di Famiglia Cristiana, tu lo leggi? Sì, leggo Famiglia Cristiana, ma leggo tutto perché essendo un insegnante leggo varie riviste. Zagor, certo. Eccetera, eccetera. E che ne pensi del nostro Papa Ratzinger? Che vuoi che ti dica? No, io vorrei ritornare invece alla domanda che è agguerrita, sì, è agguerrita. Allora, poi ti rispondo anche a questa. Intanto per quanto riguarda Gerry Scotti, io non butterei nel fango né lui né il suo programma. E anche se mi chiedo tutti i soldi che vengono dati nelle varie trasmissioni, tipo anche quella simpaticissima Affari Tuoi, da dove vengono presi? Bene. Ma gli cambiano nome ora, Passaparabola fanno. Devo dire, però, grazie, sei veramente agguerrita, ma io sono tua compagna, te lo dico. Certo. Sì, no, mi fa piacere, io ti do spazio e tu proprio stai andando. Dovresti solo abbassare un attimino. Sì, perché sono davanti. Un attimino, però viene. Io odio dire un attimino. Ho detto un attimo. attimino. Mi allontano dalla radio. Sì, allontanati un attimo. Allora, mi chiedo. Anche se appunto le suore dicevano che guardare la domenica sportiva poi poteva stimolare i giovani dei valori positivi. Sì. Io mi chiedo, ma che valori positivi se io riguardo la domenica sportiva e rivedo poi in una partita giocatori che fanno gestacci, spintoni, sputi, eccetera, eccetera. In effetti noi l'abbiamo sempre detta questa cosa qua, l'abbiamo sempre detta perché succede ogni tanto in dei programmi televisivi, non so, una volta è scappata una bestemmia, non mi ricordo a chi, è stato epurato dalla televisione per 200 anni. Al baffo, Roberto, Mastelloni prima, certo. Non si fa, però non riusciamo a capire come, io ad esempio ho visto giocare dei calciatori che bestemmiano regolarmente, anche se non si sente l'audio, però si vede il labiale. Il labiale si capisce. C'era Ciccio Graziani un tempo, ti ricordi che lo inquadravano sempre negli anni 80 che veramente fanno dei soliloqui proprio delle robe incredibili, si annuvola e non succede, quindi tu dici cara Grazia, dov'è questo esempio positivo? Comunque devo dire che hai una visione molto chiara che ne pensi allora della suora? Aspetta che ti devo ancora rispondere. Non è finita, non mi permetto. Essendo un'educatrice, ritengo che siamo noi poi educatori a educare i ragazzi a seguire i programmi con intelligenza. Giusto. E poi scandalizziamoci poco meno, cioè non lo so, io non sono nata suora, tu lo sai. Certo. E non mi scandalizzo tantissimo. Chiaramente vedo il lato positivo, negativo, però Senti, Don Matteo vi piace? Don Matteo l'ho seguito, ma seguo anche tante altre cose. Qual è quella trasmissione che ti piace di più? Grazie. Stasera pago io. Partigiana. È partigiana. No, però dai. Aspetta, c'è una cosa, c'è una curiosità, grazie. No, scusa, Saro, allora, non ti ero mette solo sempre io, ma sono riuscita a mobilitare tutte le mie suore, se ti ricordi c'era anche la suora di 94 anni. Ah, vero? Me lo ricordo. Come si chiama? Tardi. Come si chiamava? Come si era simpatico? Come si chiamava? Si chiama no, è morta. Si chiamava. No, scusa, veramente è morta quest'anno. Ci dispiace molto. Leonia, sì. Suora? Leonia. Leonia. Che Dio l'abbia in gloria. Non certo, so come comportarmi esatto. in questo momento. Che Dio l'abbia in gloria. Sì. Volevo dirti una cosa curiosa, no? Perché da questo sondaggio fatto tra le suore, i personaggi più amati risultano essere Piero Angela, leggo. Roberto Giacobbo, Lucia Annunziata. Sarà per via del cognome? Non c'è scritto Lucia Annunziata, c'è Lorenzo Bianchini
mi dispiace. No, c'è, no, chissà quale giornale hai letto tu. Esatto. Corriere della Sera. Noi ne abbiamo un altro, vedi? Tu hai quello. E noi abbiamo la Stampa di Torino. Quella non la leggo. Come? Non la leggo. Ah no, la Stampa, sei contro la Stampa, va bene. No, assolutamente. Senti, grazie, noi ti abbiamo già rubato fin troppo tempo, devo dire che sei stata esaustiva al 100%, hai detto il tuo punto proprio su tutto, in maniera proprio categorica. Sì, la nostra amica signora giornalista che si chiama Emilia Patruno ha preso nota e quindi scriverà tutto, quindi magari riceverai qualche la Suor Grazia è a Moncalieri. Esatto. Sì, e voglio vedere quando tu vieni qui. Non ha voluto parlare del Papa, giusto? No, non è che non ha voluto parlare, cosa c'è da dire, insomma. No, va bene, posso rispondere, non ho nessun problema. Prego. Io amo tantissimo Giovanni Paolo II. Quando sono entrata per diventare suora, lui ha iniziato il suo pontificato. E quindi sono legata a questa figura molto umana, molto materna, così, solare. E invece... Punto. Ok, va bene, cara Grazia. Incredibile. Senti, vuoi lavorare? C'è un programma Italia 1, si chiama Le Iene. Incredibile lei. No, evviva la sincerità, evviva la sincerità, Viva la sincerità. Senti, un abbraccio forte, Grazie. A te e ai tuoi ragazzi, vi verrò a trovare quando fanno lo spettacolo in zona, stavolta vengo lì, ok? Grazie, suora. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Hai visto, caro Ricky Gianco, Condivido. Tu sei credente? No. La risposta piatta. Mi piacerebbe. Cos'è che ti ha allontanato dalla fede? Non riesco a accettare nessun tipo di dogma. Nessun tipo di... No. Entra in funzione il cervello e non riesci cioè quelle cose alle quali tu non puoi dare una risposta, devi accettarle. E io non ce la faccio. E quindi mi dispiace, poi questo in tutte le religioni, anche quelle più filosofiche come il buddismo, che però proprio non ce la faccio. Però mi piacerebbe, perché insomma è bello. Non ti crucciare, io mi sto crucciando. Non ti crucciare. Io mi cruccio. Senti, Cruccio, volevo dirti una cosa. Tu hai fatto una delle canzoni più divertenti del panorama della musica italiana, che era quella scritta con Gian Pieretti. Esatto. Dov'è Gian Pieretti? Gian Pieretti vive in un paesino vicino a Milano. Cioè, ci ho avuto paura perché come Suor Leoni da lì. No, è vivo. Su sta domanda ho avuto un attimo di... È vivo. Che salutiamo. Gli abbiamo allungato la vita e scriveste questa bellissima canzone che era un capolavoro di ironia, di ironia, che era appunto Le Pietre. Che ebbe successo molto più per Antoine. Fatto da Antoine. Che a un certo punto a metà della canzone si mise a fare il coro, non so se qualcuno tu non puoi ricordare. Abbandonò il microfono, andò in mezzo all'orchestra a cantare. Roba impensabile per l'epoca. E sai perché? Perché? Perché prima di uscire gli ho detto: hai imparato bene le parole? Gli ho detto: sì, però la seconda strofa c'ho qui sul foglietto. E ha perso il foglietto. E allora lui se ne andò tra il pubblico e cominciò. E allora Le Pietre in coro col pubblico di Viva Radio 2. Se sei buono ti tirano le pietre, sei cattivo e ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, dovunque te ne vai, tu sempre piede in faccia prenderai. Non sei bello e ti tirano le pietre, sei ricco e ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, capire tu non puoi, se male o bene quello che tu fai, tutti insieme sarà così. Finché vivrai sarà così. Tarantella. Ancora una volta, dai, insieme. Sarà così, finché vivrai, sarà così. Ale! Allora volevo bravi.
Volevo ricordare una cosa, mi hanno portato adesso, guarda, i lettori del Corriere della Sera qua mi dicono 100 posti per il mio show. Ma sono qui? Chi c'è? Dei lettori? Uno, dove siete? Tutti qua col... Non rispondono? Ah, allora, sei preoccupato, può essere che c'è molta richiesta. Allora, sono qua, quindi ecco, facciamo questo appello, è occupato, non riescono a mettersi in contatto, quindi doppio invito per lo spettacolo, volevo fare il ballerino, tu sai, giovedì, venerdì e sabato. Sì. Dove al? Dico bene. No, fermati! Forum di Assago! Baldini. Che ne so, ne cambi 2000 al giorno, dovevi dire. Ne cambi 700, viaggi come una bronza impazzita per l'Italia, come faccio a saperlo? Come viaggio? Come una bronza impazzita. Volevo ricordare che mentre noi parlavamo con Suor Grazia, qua dietro alle mie spalle c'è un frate che si chiama Frate Aldo? Come si dice? O Padre Aldo? Frate Aldo che mi dice che era in completo accordo con Suor Grazia, quindi non lo intervistiamo, era proprio in accordo totale. Sì, se vuole intervenire su qualcosa, lì basta c'è Famiglia Cristiana. Cioè, devo dire che oggi era una puntata, devo dire. Possiamo cantare la canzone che ci piace tanto? Signore, se tu ne Sì, a me quella mi piace. Possiamo? Quella lì, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Un passato da chierichetto. C'è una battuta meravigliosa perché Ricky Bianco, non essendo credente, ai tempi cantava Osella, Osella. No, ai tempi cantava Osanna. Sanna, perché lui si chiama Sanna. Attenzione, abbiamo un collegamento con una splendida attrice che si chiama da Parigi, Monica Bellucci. Pronto? Ciao Monica. Pronto? Ci sei? Sì, però ti sentiamo molto bassa. Ecco, ciao, buongiorno. Allora ricomincio. Sì, allora, ecco, adesso ti sentiamo. Senti, Monica, innanzitutto complimenti, ti abbiamo visto in televisione ieri, sei venuta molto bene. Poi comunque grazie. Prego, volevo sapere anche se avevi visto il programma nuovo che ha debuttato, quello di Mili Carlucci, Notte sul ghiaccio. Sì, la Carlucci io la seguo sempre. Sì, mi piace molto quella donna per la sua umiltà, perché sa presentare, sa ballare, sa cantare, ma lo nasconde benissimo. Ah, ecco, vedo che hai una bella impressione. Senti, chiesa, Teresa si sposa in chiesa Stresa. Questa è l'addizione, deve fare. Buona, stai buona. Ogni tanto viene fuori. Tieni la bada. Senti, Deva, la tua piccina come sta? Abbastanza bene, grazie. È un po' troppo vivace, però. Ieri, per esempio, stava giocando con una moneta e l'ha ingoiata. Mi immagino, porca miseria, l'avrai portata al pronto soccorso, cioè. Beh, per una moneta mi pareva esagerato. Certo. Io non sono così attaccata al denaro. Certo, figurati. Cos'è questo? Scusate, un avviso di chiamata. Va bene. È sempre la mia mamma. Aspettiamo qua in linea. Un attimo. Sentiamo. Pronto, ma? Come stai? Beata te, ma io c'ho un diavolo per capello. Ma con sti paparazzi in gamba più. Roba che li denuncia tutti quanti. Ma perché ieri se mi sei andata a incastrare il vestito nella portiera della macchina e sono rimasta mezza nuda in pieno centro. E te sto a dire, ma ho scaricato pure il cellulare, ma avessi trovato un paparazzo disponibile. Certo. Morì ammazzato. No, che si sente. Scusate. Sì, ci sei? Ci sei. Ma sento dei rumori, chi è? È tuo marito. Agite le fucking pois. E trunk tra. E siete mi. Fofo. È Vincent Cassel. Monica. Senti. Senti, che stava facendo tuo marito, Monica? Niente, sta chiamando l'ascensore. Grazie.
Monica Bellucci, Gabriellina Germani. Ciao Gabri. Ciao ragazzi. T'abbiamo vista ieri sera, complimenti. Io non ho visto. Non hai visto? Eri sul palco. Io ero sul palco. Faceva la stessione? A me è benissimo, a te com'è andata? Io tu lo sai che non mi piaccio mai quando... Sembravi la Bellucci, uguale eri. No, te lo giuro, uguale era. No, mi hanno detto che eri uguale, veramente. Vedi? Ma le foto erano più belle, quelle che ti ho fatto vedere rendevano molto di più. Però vabbè, sei bravo. Bravo Fiore, ci vediamo prestissimo. Ciao, ci vediamo prestissimo. Ciao, Gabriellina Germani. Allora, ascoltatori, allegri, allora che cosa dobbiamo fare? Oi la la. Mike? Allora, chi c'è lì? Ricky Gianco. È Ricky Gianco, sì. Ciao Ricky, come stai? Bene, grazie Mike, tu? Ti ricordi? Come non mi ricordo? Ti iniziai io, sì, mi hai iniziato e mi riportavi, dopo gli spettacoli tornavamo sempre a casa con la tua macchina, guidavi tu. Mi ricordo, E ogni tanto pulivi i vetri, dicevi, ma cosa stai dicendo? C'è la nebbia. Ma cosa dici? Invece era limpido. Ma cosa sta dicendo? Mi fai passare per rincoglionito? No, signor Mike, ci mancherebbe. No, è che non ci vedevi bene, mi ricordo, mi faceva ridere. Piuttosto mi ricordo una cosa, che dovevo chiamarlo a cantare e invece lui era sempre chiuso in bagno a farsi le zaganelle. No, signor Mike, che era piccolo, aveva 15 anni. Appunto per quello. Ecco, questo è vero, ma lui non lo sapeva. Tu non lo sapevi, Mike, però. Non sapevo, Va bene, grazie. Va bene, via, come sta? Bene? Sto male. Perché? Perché voglio sapere, perché quello là non me lo viene a dire in faccia a me. Con chi ce l'ha, signor Mike? Col comunista. Con chi? Il Che Guevara, quello che vuol far dimagrire Mediaset, che venga a dirmelo in via Giovanni da Procida e vediamo quello che succede. Non mi dica che gli metterebbe le mani addosso. No, ma per chi mi hai preso? Ecco. Io sono un signore, mai alzare le mani, lo sai il proverbio? Quale? Gioco di mano, gioco di villano. Bravo. Gli tirerei una testata. Ecco, certo, semplice. Mike, non ti arrabbiare che ti fa male, Mike. Vuoi essere il primo, mio caro Mario Bianchi? Forza. Ricordati, caro registuccolo dei miei ciondoli, che se io non ti avessi raccolto dalla strada, tu adesso invece di lavorare con le camere le puliresti a ore. Lo sai? Santa pazienza. Ce l'hai ancora quella sorella? Signor Mike, non si arrabbi, lo sa. Ricordo ancora la Virginia Bianchi. Vabbè, adesso. Signor Mike, non si arrabbi, lo sa che noi siamo a Milano? E allora? Con questa notizia cosa volevi fare? Tirarmi su il morale? Se vuoi tirarmi su il morale, portami tua sorella, perché lei ci riesce meglio. Lo sai? Bene. E poi vorrei capire come mai vi hanno fatto entrare nella Repubblica del Nord. Vabbè, signor Mike, siamo Forza, riusciti. portatemi la piccola schifezza con le gambe. Arriva, Mike. Buon Natale? Cos'è? Buona Pasqua? Buongiorno, signor Mike. Allora, innanzitutto spegni quel telefonino che hai in tasca. Veramente? No, non è il mio. È più probabile. Cosa hai detto, Mauro Bianchi? È il tuo, Mike. È il suo. Ecco. Mi scusi, ma l'emozione mi fa balbettare. Ma va? Non ce ne eravamo mica accorti, Mario Bianchi, allora abbiamo veramente raschiato il fondo del barile, La prossima volta che mi porterai, che cosa, una scimmia del circo Medrano? Forza tu, caro piccolo essere inceppato, forza, sei pregato di smettere di zagagliare e rispondere in maniera chiara e comprensibile. Comprensibile, si arrabbiamo. Adesso mandate la sigla, se no andiamo in cronaca nera. Sigla! Rovagnati presenta la prima miscela di caffè estratta dal maiale, caffè porcazza. Piace a grandi e piccini, è vero che lo bevi anche tu, piccolo? Allora, io posso capire che tu ti inceppi sulla parola precipitevolissimevolmente, ma se ti incagli su un sì, siamo veramente rovinati. Hai mai provato a mettere una tagliola sul palato? Almeno quando la lingua sbaglia direzione, scatta la tagliola e tu parli correttamente. Forza, santa pazienza, andiamo avanti con la telepromozione. Vai, Mario Bianchi. Caffè porcazza. E per grugnire di piacere ad ogni tazzina scegliete il caffè porcazza qualità scrofa. Allora, piccolo, è vero che non vedi l'ora di berne un po'?
Evviva? Devo comprare una vocale? È vero, no, non ci posso fare niente. Ho capito, adesso ci penso io. Ci penso io. Tu inizi a dire l'alfabeto e vedrai che col mio sistema smetterai di zagagliare. Sei pronto? Dai. Forza, lascia stare, forza. Non rispondere se no facciamo noi. Ecco, meglio. Allora, ecco. Allora inizia. Diciamo forza. l'alfabeto, sentiamo. Aia. Hai visto? Una volta tanto abbiamo fatto un'opera di bene, Mario Bianchi. Bravo, adesso riesci a parlare, complimenti. Allora, sai cosa facciamo adesso? Ci andiamo a divertire un po', andiamo giù da Mastrotta, che sta facendo la telepromozione dei CD delle più belle canzoni d'amore. E che fate? Ecco, gli sostituiamo il CD con un nastro di Rutti che abbiamo registrato ieri sera in birreria. Va bene? Mettiamo quello, così su li vedo. Sentite questo. È un'interferenza, abbiamo sentito, va bene. Grazie, era il nastro. Forza, grazie. Non riescono più a fermarlo adesso, parla, senti. Ale, ecco, adesso l'ha abbattuto completamente. Ci siamo arrivati ai saluti, eccoci qua. Allora, Fiorello, il maestro Enrico Cremonesi, i musicisti. Pacciani che c'ha i capelli, sembra Lauretta Masiero, complimenti al parrucchiere. Pino Isgro, Pino per gli amici, Carmelo Isgro e Corraduzza, detto Compress. Marco Lolli, i tecnici Marco Cristilli, Massimiliano Mattias, Sasà Bellistri, la redazione Elisabetta Farina, Alessandro Provenzano, gli autori Bozzi, Cassini, Dirisio, Taddia. E poi ancora, basta, la Marina Mancini, Marco lui alla telecamera e basta. È tutta la sede Rai di Milano, grazie. Grazie, tanto domani siamo ancora qua. Domani saremo ancora qua, Ricky Gianco con noi. Come non citarla, l'abbiamo tenuta per ultima, un suo grandissimo successo. Io spero veramente di vederti, soprattutto di sentirti anche con canzoni nuove. Mi raccomando, quando farai delle canzoni nuove, vieni da noi, la porta è sempre aperta. Caro Ricky, è la finestra che chiude. Consentimi, io non so, la nostra orchestra in che tonalità avete preparato quella canzone? In Mi, il milanese Mi. Allora, siamo a Milano. Salutiamo tutti i giornalisti presenti da Enrico del Magazine Corriere della Sera. Salutiamo anche la signora che era Patruno, parente del Patruno Lino? Jazz. Sì, penso. Si è divertita oggi con noi, signora? Non ha mai riso. Ha detto di no, però ha detto tantissimo. Io l'ho curata, l'ho curata. Non è che fa il servizio. Io vedo già scomunicato Fiorello. No. Meglio ridere non fa mai male. Certo, ridere non fa mai male. E un saluto a Ezio Zermiani. Grande. Grazie. E ora Ricky Gianco si chiude con chi ci sono gli spostati a Milano. Li salutiamo spostati? Beh, sì, noi siamo da un bel po' a Milano. Siete voi arrivati oggi. Grazie. Lì va tutto bene, noi seguiamo. Noi abbiamo Ricky Gianco che chiude con Ora sei rimasta sola. Siete contenti? Sì. Allora cantatela insieme a noi, Va bene. Ciao ragazzi, in bocca al lupo. Ciao. Ricky Gianco, sei rimasta sola. Ora sei rimasta sola, piangi e non ricordi nulla, scende una lacrima sul tuo bel viso, lentamente, ma domani chissà se tu mi penserai, allora capirai che tutto il mondo eri tu. La tua vita così a niente servirà, e tutto intorno a te più triste sembrerà. All together. Ora sei rimasta sola, piangi e non ricordi nulla, scende una lacrima sul tuo bel viso, lentamente, 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 lentamente.
Funziona.